Le novità quest'anno per il decennale del Maggio in Forma, dove Andos, insieme alla Fondazione Marilu Tregua, per 10 anni consecutivi ha offerto e continua ad offrire alle donne tra i 40 e i 49 anni la mammografia gratuita attraverso l'allestimento di un banchetto presso Piazza Stesicoro, e quest'anno in particolare il 31 maggio al mattino dalle 9 alle 13. Le novità sono innanzitutto il libro di Andos, La porta socchiusa. Attraverso la presentazione di questo libro, che abbiamo comunicato alla stampa durante i festeggiamenti agatini dell'anno 2025, raccontiamo le storie delle donne che ce l'hanno fatta e che hanno avuto un tumore al seno. Abbiamo due appuntamenti importanti. Uno sarà a Torino al Salone del Libro, quindi come dire, un grande piacere da parte di Andos per la presentazione di questo libro al Salone del Libro, al Salone internazionale, e poi lo presenteremo presso la Fondazione Marilu Tregua il 27 maggio. Altro appuntamento importante, ed è il primo in assoluto dopo 21 anni di attività di Andos Comitato di Catania, Camminandos. Le donne con la maglietta Andos e con un pantalone avranno la possibilità di aderire ad una passeggiata che faremo presso il lungomare di Catania, partendo dal nostro murales che, come ricorderete, abbiamo omaggiato alla città l'anno scorso, sempre con la Fondazione Tregua e Andos. E anche quello è un momento in cui vogliamo comunicare la prevenzione e l'informazione per i tumori al seno. Tutto si concluderà quest'anno con la presentazione del nostro decennale alla Camera dei Deputati. Perché è importante? Perché tutti devono sapere che anche in Sicilia ci sono delle iniziative, delle manifestazioni colorate, destinate alle donne che magari non vengono raggiunte dai programmi di prevenzione, e quindi anche la nostra Camera dei Deputati ci ha dato la possibilità di presentare la 10ª edizione del Maggio in Forma il 12 giugno, quindi ne sentirete parlare.